La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca. Ormai da mesi risuona forte l'allarme furti nel Varesotto e negli ultimi giorni in particolare a Induno Olona, dove i ladri si sono introdotti nella camera da letto di un'abitazione nonostante la famiglia che vi abita fosse in casa. I ladri sono entrati da una finestra, hanno bloccato la porta della stanza e hanno agito portando via un bottino di maggiore valore affettivo che economico, ma la famiglia che ha subito il furto si dice comprensibilmente traumatizzata dall'intrusione avvenuta nel tardo pomeriggio e con persone appunto all'interno della casa. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. L'episodio raccontato alla Prealpina proprio dalle vittime del blitz dei ladri si aggiunge a una serie di segnalazioni recenti che stanno delineando una situazione preoccupante. Cronaca giudiziaria: il delitto di Carmela Fabozzi avvenuto nel luglio del 2022 a Malnate. Oggi a Varese nuova udienza. Hanno parlato i volontari e gli utenti dell'associazione con la quale l'imputato Sergio Domenichini collaborava e ne emerge un ritratto di volontario modello. Il servizio di Massimiliano Martini con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Non sapevamo dei suoi precedenti penali, anzi per noi di Anteas Sergio Domenichini era il migliore di tutti. Parola di un volontario dell'associazione che assiste gli anziani e che ha descritto il 67enne accusato del delitto di Malnate come un volontario modello. Non ha mai avuto atteggiamenti violenti, ha spiegato poi una delle utenti dei servizi di Anteas, era sempre molto gentile e cortese. Infatti sono rimasta sorpresa quando abbiamo saputo che cos'era successo. Nuova udienza oggi in Corte d'Assise a Varese del processo per l'omicidio della pensionata Carmela Fabozzi, uccisa nella sua casa di Malnate il 22 luglio 2022 con 9 colpi alla testa. Delitto di cui è accusato appunto Domenichini, arrestato ai carabinieri un mese dopo i fatti al ritorno da una vacanza. L'uomo deve rispondere di omicidio volontario a scopo di rapina. Nella prossima udienza a fine gennaio saranno esaminati sia l'agenda del 2022 sequestrata all'imputato, sia il vaso blu trovato nella casa dell'omicidio che per l'accusa rappresenta l'arma del delitto. Inoltre l'avvocato Francesca Cerri ha chiesto di ascoltare un ultimo testimone, una vicina di casa che avrebbe visto la vittima in paese tra le 10 e le 10:30 del giorno della tragedia, fascia oraria in cui, secondo gli inquirenti, Domenichini sarebbe stato sul luogo del delitto. Cambiamo argomento. Oggi primo sopralluogo delle istituzioni al cantiere del collegamento ferroviario Gallarate T2 di Malpensa, opera da 211 milioni di euro. Fine lavori prevista per agosto del 2025. Entro il termine di quell'anno partirà il primo treno da Gallarate con destinazione Malpensa. Le considerazioni degli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, intervistati da Angelo Perna. Siamo con l'assessore ai trasporti e alla mobilità di Regione Lombardia Franco Lucente al primo sopralluogo al cantiere del nuovo tratto ferroviario in costruzione Gallarate Terminal 2 di Malpensa, una delle opere più importanti in questo momento in Lombardia. Cosa vuol dire per voi? Ma un'aggiunta a un pezzo importante che consentirà a tutti i cittadini lombardi, qualsiasi parte della regione, di arrivare a Malpensa con facilità, e questo aiuta soprattutto la sostenibilità, una delle deleghe che ho sulla mobilità molto importante, quindi un obiettivo fondamentale sul quale Regione Lombardia ha investito tanto e in cui crediamo, anche perché darà la possibilità a tutti di raggiungere l'aeroporto con, come dicevo prima, con semplicità e velocità. Assessore Claudia Maria Terzi, delegata alle opere pubbliche per la Regione Lombardia. Perché è così importante quest'opera? In poche parole, anche per chi la contesta, ce lo spieghi? Beh, questa è un'opera strategica per Regione Lombardia e per il territorio lombardo, non solo perché dà la possibilità di accedere in un ulteriore accesso e in un modo assolutamente sostenibile a un aeroporto come l'aeroporto di Malpensa, ma non solo dal territorio lombardo, ma addirittura dal territorio svizzero, ma soprattutto ci darà la possibilità di svolgere in maniera assolutamente sostenibile uno sviluppo del territorio che è di non poco conto, un investimento anche dal punto di vista economico veramente importante a cui ha partecipato l'Unione Europea, e in particolare a chi contesta quest'opera ricordo che generalmente l'Unione Europea interviene finanziando solo opere che ritiene sostenibili sotto ogni punto di vista, economico, sociale e ambientale, e direi che questa rappresenta appieno tutti questi tre qui.
Rimaniamo a parlare del sopralluogo di questa mattina e quindi del collegamento ferroviario Gallarate Terminal 2, ascoltando il presidente di Ferrovie Nord e l'amministratore delegato di SIA. Le interviste sono state curate da Elisa Ranzetta e Paola Grimaldi. Le immagini di questo servizio, di quello precedente riferito al sopralluogo di questa mattina, sono di Agenzia Blitz. Presidente Gibelli, quest'opera avvicina la Svizzera a Malpensa. Sì, un'opera importante lombarda che crea le condizioni affinché la provincia di Varese, i due cantoni del Grigioni e del Ticino entrino in un quadrante di mobilità assolutamente inedito, dove l'integrazione ferro, anche su carattere internazionale, con Malpensa può creare una nuova grande opportunità per questo territorio. Cosa significherà per Malpensa una volta che l'opera sarà finita? È un passo importante e finalmente vediamo dei potenziamenti infrastrutturali ferroviari intorno a Malpensa. Significa nel breve che i treni per la Svizzera saranno più veloci, quindi i collegamenti miglioreranno. Già oggi almeno il 3% dei nostri passeggeri arrivano dalla Svizzera, quindi questo li agevolerà. E poi è un'opera propedeutica in generale a sbottigliare la capacità infrastrutturale intorno a Malpensa e quindi attendere a allargare e incrementare tutti i servizi. Quindi ci immaginiamo che nel medio periodo avremo più servizi verso Milano, più servizi verso altri territori e speriamo anche l'alta velocità. E questo è chiave per Malpensa, perché Malpensa, non avendo un vettore che fa hub a Malpensa come ITA, che lo fa a Roma, ha bisogno di alimentare i voli di lungo raggio con i treni. Quindi per noi è veramente un bel momento oggi. Grazie mille. Ancora una mattinata difficile per i pendolari. Il servizio da Busto Arsizio è firmato da Veronica De Riu. È stata un'odissea arrivare a Milano in treno anche questa mattina 13 dicembre. La cronaca della giornata è costellata da disagi legati a soppressioni del Malpensa Express dallo scalo della Borghiera verso capoluogo lombardo e in ritardi massicci su tutta la linea in direzione Milano-Cadorna e Milano Centrale partendo da Busto Arsizio Nord. Rassegnati i pendolari e molti con appuntamenti di lavoro hanno iniziato a far partire le solite telefonate per spostare le lancette dell'orologio. Una litania unica. Del resto, pure calcolando i ritardi ormai fisiologici di qualche minuto e l'elevato numero di convogli a disposizione in direzione Milano, il Tetris tra orari e treni è diventato complesso di fronte a continui cambiamenti e ritardi a cascata. La preoccupazione delle persone rispetto alle coincidenze da Busto Arsizio pareva insormontabile. Diversi passeggeri hanno perso il treno da Milano Centrale verso Roma. Fortunatamente Trenitalia ha riprotetto tutti, emettendo un nuovo biglietto di viaggio. Viabilità a Varese, ancora cantieri e ripercussioni sul traffico in città. Il punto della situazione di Marco Croci con immagini di Matteo Canevari di Agenzia Blitz. Sono giorni complicati per gli automobilisti in transito sulle strade di Varese e non soltanto a causa del maxi cantiere di Largo Flaiano. Nella giornata di oggi a creare qualche problema in più alla circolazione cittadina sono stati infatti i lavori in corso alla rete del gas in via Bizzozero, a pochi passi da Piazza Repubblica. Il cantiere ha provocato a cascata lunghi incolonnamenti sia su viale Sant'Antonio e via Copelli, fino all'altezza della piscina comunale, sia su via Metastasio verso viale Europa. Per fortuna nel tardo pomeriggio la strada è stata liberata, senza creare quindi problemi alla circolazione nell'orario di punta serale. In questi giorni però ad appesantire il traffico cittadino c'è senza dubbio anche lo shopping natalizio. In tanti raggiungono il centro in auto per acquistare regali, infatti. Una situazione che è letteralmente esplosa durante il ponte dell'Immacolata, con lunghi serpentoni di auto a ridosso del centro. È stata inaugurata oggi all'ospedale di Circolo di Varese la nuova sede della diabetologia. Era presente per noi Barbara Zanetti, che ha raccolto le parole del commissario straordinario dell'ASST Sette Laghi Giuseppe Micale e della responsabile della diabetologia Cristina Romano. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Il numero di pazienti è sempre in crescita, perché? Allora, l'OMS ha dichiarato il diabete una vera pandemia ed è un momento molto particolare e sentito in tutti i sistemi sanitari mondiali, per cui noi non possiamo più chiudere gli occhi. Dobbiamo pensare che oltre 300.000 persone all'anno si ammalano di diabete e noi dobbiamo fermare questa emorragia, e per poterlo fare
e necessitano dei team, delle persone che si occupano di questa malattia, che educano l'ammalato, che curano l'ammalato attraverso chiaramente ormai strumenti che ci permettono di arrivare a una cura e a migliorare lo stato del paziente. Quindi non dobbiamo fermarci. È una conferma dell'equipe della diabetologia dell'ospedale di Circolo, diretta benissimo dalla dottoressa Romano. È un'equipe con 7 medici, 5 infermieri, un dietista e un amministrativo, una segretaria, che offre in questo momento oltre 32.000 prestazioni l'anno, sommando quella dei medici, dei dietisti e degli infermieri, prestazioni di alta professionalità a favore dei pazienti diabetici della Sette Laghi, un bacino d'utenza, ricordo, di superiore a 400.000 abitanti. Abbiamo circa 16.000 pazienti che sono seguiti dalla nostra equipe, ma i dati epidemiologici ci dicono che i pazienti potenziali sono 23.000. Varese, questa mattina all'Università dell'Insubria, il convegno sul tema Oltre il genere, educare alle relazioni. Si è parlato di competenze, strumenti, linguaggi per educare alle relazioni in ottica inclusiva e plurale. A sintetizzare il tema approfondito questa mattina è Cristiana Morosini dell'Università dell'Insubria. Cristiana Morosini, coordinatrice del Comitato di Indirizzo per le lauree triennali e magistrali in ingegneria dell'Università degli Studi dell'Insubria. Questa giornata è la seconda di un ciclo di eventi fortemente voluti dal Comitato di Indirizzo, un organo di consultazione permanente degli stakeholder finalizzato a recepire suggerimenti per allineare l'offerta formativa al mondo della professione. Quest'anno abbiamo voluto dedicare questa edizione a un tema che è quello dell'educare alle relazioni, perché riteniamo che sin da giovani sia importante formare bambini, bambine, studenti, persone di ogni genere ed età al vivere le relazioni in una maniera etica. Questo è un tema che, ahimè, alla luce dei recenti drammatici fatti di cronaca diventa essenziale e questo evento in realtà nasce, a monte prima di questi recenti fatti di cronaca, ma vogliamo sicuramente mantenere accesi i riflettori anche su questi eventi. Quindi andare oltre il genere, educare alle relazioni in maniera tale che non si arrivi a questi epiloghi così drammatici di cui si sente troppo spesso parlare. Bene, con questo servizio si chiude questa edizione del TG di Prealpina.it. L'appuntamento si rinnova domani alle 19. Buona serata.